Vorrei raccontarvi una storia. Ho trovato questi libri con i dipinti di Otto D'Angelo. Sembrano proprio vecchie fotografie. Così posso raccontarvi meglio la storia di Giacomo, un bambino vissuto in Friuli tanto tempo fa. Raccontare una storia con tante belle figure da guardare. Ecco la formula magica per cominciare la storia. Orelle dritte, Orecchia destra, per aule maledette. parola maledetta. Orelle ciampe, Orecchia sinistra, per aule sante. parola santa. È troppo difficile? Ripetete con me. Orelle ciampe, per aule sante. Ecco, ora la storia potrà cominciare. Era inverno, era caduta tanta neve e stavo tornando a casa. Quante volte il nonno ha descritto a Giacomo questa scena? È la storia di quando è nato suo papà. Giacomo, mi ascolti, sì o no? Sì che ti ascolto e intanto mangio. Il nonno di Giacomo aveva i capelli tutti bianchi, aveva i suoi stessi occhi chiari e il suo nome. A lui piaceva fumare la pipa. Ogni tanto la toglieva dalla bocca e cominciava a raccontare. Quando sono tornato a casa, ho trovato comare Elmina. Una volta i bambini non nascevano in ospedale, sai? È un maschio? Mi dice Elmina. Allora io corro nella camera. E il tuo papà piangeva così forte? Nonna Maria era così bella? Bella. Sì, la nonna adesso ha i capelli bianchi ed è quasi senza denti, ma una volta era bellissima. E poi era sempre allegra e cantava vecchie canzoni. Plovisine minudine, tu venziu cussicidine, cence tons e cence lams, e tu das di bevi ai chiams. E quando sono nato io, nonno, dov'era il mio papà? Era andato a lavorare in Germania e tu, che sei il quarto, eri appena nato. Lui era partito con il treno, sai? Nessuno in paese aveva mai viaggiato con il treno. Questa invece è la mamma di Giacomo. Si chiama Anna. Speriamo che torni presto. Devo fare tutto, in casa e fuori. Seguire le bestie e la campagna. Per fortuna che ci sono i miei suoceri. E quando vado in campagna a lavorare, c'è sempre la nonna a guardare i piccoli. E i bambini possono giocare, correre. Tu stai giù e noi ti saltiamo. Sì, dai, facciamo saltamussa. A, B, Bo. Chi sta sotto non lo so, ma ben presto lo saprò. A, B, Bo. Come si chiama il tuo gattino? Nerina è una femmina. I bambini stanno fuori casa tutto il giorno e corrono nel cortile. Una volta hanno trovato un uovo di gallina e così hanno comprato un gelato al limone. Una pallina di gelato di limone da leccare, in 5. Ma lasciate che vi racconti la storia di Giacomo. È primavera. Giacomo è proprio un bambino. Ma adesso dobbiamo ripetere insieme la formula magica. Orelle ciampe per aule sante. Orecchia sinistra, parola santa.
Ripetetela con me. Ora le ciampe per aule sante. Ecco, ora la storia può continuare. I bambini una volta giocavano, allora cercavano di giocare anche lavorando. Il primo lavoro che si faceva a primavera era spezzare la terra. Bobby, salta su, salta! Bravo, vedi che ti ubbidisce? Posso andare anch'io a giocare con Bobby? Devi aiutarmi ancora un po' a sbriciolare la terra con le mani. Che stanco che sono. Passami la bottiglia. Piano, Bobby, salta piano. Beati bambini. Ciuttove tante bravure, ciuttove tante ambizioni, che io dute lato dote o le mandia golesion. Bianca, vieni avanti. Su, Stella, muoviti. Su, cammina Giacomo! Ma io vado avanti. Sono loro che stanno ferme. Non fare lo spiritoso. Se le mucche sono testone, non è colpa mia. Vedi? Le mucche erano le macchine una volta. Mamma, quando si mangia? Adesso metto la minestra nei piatti. Finalmente, ho una fame. Il sole è tramontato, ha già suonato la campana dell'Ave Maria e tutti devono essere a casa, anche perché è ora di cena. Signore, grazie per questo cibo che ci doni. Amen. Era ricco che aveva una mucca. La Stella, la nostra mucca, ci dà il latte e io faccio anche il burro. Ma 3 bocche da sfamare sono troppe. Così hanno dovuto mandare le sorelle di Giacomo dalla zia Luigina, la vigliutta, e con lei hanno imparato tante cose. A lavare in casa con la cenere e l'acqua bollente. Non toccare l'acqua che ti scotti? Ma dopo mi dai la spazzola? Sì, quando ho finito. Ti lascio un fazzoletto, così lo insaponi e poi lo lavi bene. E poi lo risciacqui. Che fredda che è oggi l'acqua. L'acqua è sempre fredda. Cantiamo che ci scaldiamo. Te lo sciacquo con l'acqua di rose. Te lo sciacquo con l'acqua di rose. Te lo sciacquo con l'acqua di rose. Ogni risciacquo un bacino d'amor. Hanno imparato a fare la pasta in casa e poi i segreti per fare la polenta. Bisogna mettere un pugno di farina nell'acqua, così fa da coperchio. E dopo, zia? E dopo l'acqua bolle prima. Così si mangia anche prima. Che belle quest'anno le mie pecore. Così avrò tanta lana, oltre al latte. Dosata la lana, ha imparato anche a filarla. Per fortuna che adesso c'è il filatoio. Muovi il pedale e la ruota gira. Posso fare tutto da sola. Facile fare con quella macchinetta. Impara anche a filare a mano. E poi il filo deve essere fatto su e diventa matassa, gomitolo. Gira, gira la manovella, vuoi la brutta, vuoi la bella. Gira quel trabicul, quell'arnese e vedi di non ingarbugliare il filo. Ma anche Giacomo lavorava un po', anche lui stava dietro alle pecore. È bello stare fuori e camminare. Poi le pecore sono bestie ubbidienti. Devo stare solo attento che non cadano nel fosso. Quando faceva più caldo, i bambini andavano per i campi a catturare i grilli. Gri, gri, salta e furdili. Gri, 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 salta fuori da lì.
Ma pensate veramente che il grillo viene fuori dalla sua tana solo perché voi cantate quella stupida filastrocca? Sì, ha sempre funzionato. Ma manca ancora un pezzo? Ah sì, è vero. Gri, 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 salta fuori di lì. Tua madre è morta, tuo padre sulla porta. Evviva! Guarda che l'ho messo dentro. Gri, 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 resta dentro lì. Gri, gri, gri. Anche in piazza si andava spesso a giocare. Passa quella palla. Ma no, di là, dai che tiro in porta. Io sono stufo di fare il portiere. Voglio giocare anch'io. Ti sta proprio bene, così impari a venire a giocare in piazza. Guarda lì. Mi hanno spinto, non è colpa mia. Guidonati bambine onerose, anche se non sai lui è di te. A fine primavera si allungavano le giornate. Il sole era più caldo e si avvicinava ormai il tempo pasquale. Din don dam, din don dam, din don dam dam. Oggi è festa, si mangia la minestra non mi piace, si mangia pane e brace, la brace è troppo nera, si mangia pane e pera, la pera è troppo bianca, si mangia pane e panca, la panca è troppo dura, si andrà a letto addirittura. E quando era il tempo di Pasqua, i bambini pulivano le catene. Guarda che corro più veloce io. Vediamo chi arriva primo alla fontana. Guarda che fumo fanno quei due, tanta fatica per niente. No, per niente. La nonna mi ha detto che quando le porto le catene lucidate mi dà un soldino. A me la mamma dà un uovo fresco. Per Pasqua le campane dovevano stare mute. Allora si preparava il battecul. Una tavoletta con un martelletto che batteva. Toc, 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 toc. Era una gara. Chi l'aveva più grande faceva più rumore. L'ho preso prima io. No, questo me l'ha dato il nonno. Fammelo solo provare. No, che lo rompi. Non l'ho rotto io, nonno. Beh, non si è mica rotto da solo. Con Tony ho tirato forte e si è staccato il battecul. Il battacchio lo rimettiamo subito a posto, così vedi come si fa. Ma tu, nonno, come hai imparato a fare il falegname? Da mio padre. Noi siamo falegnami da 3 generazioni, sai? È un buon mestiere. Una volta mi porti nella tua vecchia bottega? Una volta il nonno di Giacomo veramente l'ha portato nella sua bottega. A Giacomo piaceva guardare. Vedi Giacomo, i vimini devono essere messi nell'acqua. Devono essere messi nell'acqua, così li puoi piegare meglio. Ma è difficile? Basta provare e avere tanta pazienza. Ecco, questa è la base del cesto. Adesso ti faccio continuare. Fagli cominciare un cesto più facile. Ma no, che può fare anche questo. Invece alle bambine toccava lavare e lucidare. Quanto dobbiamo ancora lavare, mamma? Sono stanca. Su, Caterina. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare prima che venga sera. Prima si finisce e prima si torna a casa. Ma Giacomo è già lì che corre con il cerchio. Catina Catinuta, con la musa di su risulta. Catina Caterina, con la faccia di Topolina. Mamma, senti cosa mi dice? Lascialo dire e continua il tuo lavoro, che sei brava. Poi Giacomo tornava a casa e toccava anche a lui essere lavato. Stai attento che scotta. Acqua acquetta, metto la mia barchetta. Su, Giacomo, entra. E dopo posso giocare un po' dentro la mastella? No, che si raffredda l'acqua e dopo si lava la nonna. Uffa! Su, dai, salta dentro come una lepre. No, come un pesciolino. Splash!
La mamma di Giacomo lo lavava ben bene con l'acqua calda e il sapone di Marsiglia. Doveva essere pulito e profumato per l'indomani, per andare a messa, era Pasqua, e Giacomo faceva il chierichetto. Anche tu. Su dai, non piangere, anche se si è rotto un pezzo, il tuo battecul, tuo nonno te lo può aggiustare. Sì, ma domani. Adesso non posso farlo battere. Così Giacomo si è consolato il giorno dopo, a Pasquetta, con le uova. Si tirava una moneta, la palanca, nelle uova sode colorate e si poteva vincere qualcosa o perdere tutto. Bravo Giacomo, l'hai colpito! Ma no, ha battuto sul tronco, devi mettere gli occhiali. Ma no, invece ha vinto? Sei tu che hai bisogno di un paio di occhiali. Bravo, bravo, 3 palanche per te. Invece, il giorno di San Marco, tutti andavano in processione dietro al prete, per i campi, a fare le erogazioni. Si benediva la terra. Ecco un bel sasso bianco. Sì, lo metto qui. Si legge bene anche la scritta. Sì, bene. Veloci che girano adesso. È tardi, dopo dobbiamo correre a scuola. Se lo sai, lui è di te. Le scuole erano di solito una semplice stanza in una casa e le classi erano formate da bambini di tutte le età. Su, che andiamo a fare un'ora di dottrina. Prima devo portare a casa l'asino. Ma la partita? La partita può aspettare. Forza, tutti dentro. A scuola si imparava a leggere, scrivere e far di conto. Imparare l'essenziale, perché poi c'era da lavorare. I bachi da seta da ingrassare. Vai a raccogliere un po' di foglie di gelso. Ma sono stato ieri. I bachi, i cavaliers, hanno sempre fame, come te. I bachi stavano nella stanza più calda. Poi si mettevano bacchette e rametti. I bachi salivano e si avvolgevano nel bozzolo di fili di seta. Poi si raccoglievano i bozzoli. Mamma, ma punge? Stai attento a non romperli. Quelli macchiati o doppi metteteli nell'altro cesto. Ma sono stanco. Su, piccoli, se farete un bel lavoro, quando vendiamo i bozzoli avrete un regalo. Che regalo, nonna? Un bel paio di scarpe nuove. E una bambola? È una bambola. La bambola te la faccio io con gli stracci. La nonna raccoglieva i bozzoli che non si potevano vendere e faceva delle calde imbottite per il letto. Se mi avanza un pezzo di stoffa, faccio anche un vestito alla tua bambolina. Un vestito per la tua bambolina. Finiscila, Giacomo. A primavera, dopo la pioggia, Giacomo andava a raccogliere le chiocciole con sua sorella, i cais. Infilava i gusci in un filo di ferro e li portava a casa come fosse una collana. Vuoi uno, Caterinuccia? No, mi fa senso. Ma non fanno niente, non pungono, non beccano e dopo la mamma li cucina. Io solo le mangio. È estate, ma prima c'è la formula da canticchiare. Ora le ciampe, Orecchie a sinistra, per aule sante. parola santa. Ripetetela con me. Ora le ciampe, per aule sante. Ecco, ora la storia può continuare. Il buon mietere di giugno, Il buon seselà di giugno, il buon battere di luglio, il buon batti di lui, le piogge d'agosto, il plois di agosto, con la buona stagione, con la buona stagione, valgono di più del trono del re Salomone. a vale in più che non il trono del re Salomone. Intanto Giacomo è diventato un ragazzetto. Guarda che lontano che va la mia pipì. Che puzza, che schifo. Ma dai, qui facciamo il bagno? Ma l'acqua la porta via, no? Siete proprio dei bambocci. Ha parlato l'uomo. Ma se non hai neanche un pelo di barba, chi credi di essere?
Nel cortile c'era sempre movimento. Tutti facevano qualcosa, dall'alba al tramonto, perché non c'erano lampadine e non si poteva lavorare al buio. I ragazzi, crescendo, aiutavano i grandi con le mucche e poi andavano a tagliare l'erba. Ecco Giacomo con la falce sulle spalle insieme al suo amico Tony. Non guardare. Hai visto chi è là? Non voltarti. È lei? Sì, guarda di qua. E non parlare forte. I ragazzi passavano apposta per lo stagno, il Sway, perché tante volte andavano là le ragazze con le mucche. Giacomo aveva cominciato a falciare a 12 anni. Prendi questo, Giacomo. Sono qui, la sistemo io. Sbrighiamoci, che devo mettere su la cena. Abbiamo quasi finito. I maschi una volta passavano il tempo a pescare. Tieni la cesta che metto il pesce. Quando il canale Ledra veniva prosciugato si poteva pescare anche con le mani. I ragazzi andavano anche a caccia, ma tutto cominciava per gioco, come con la fionda. Ho tagliato un pezzo di gomma vecchia, così l'elastico tiene meglio. Sì, ma anche il legno deve essere robusto. Guarda il mio, è di corniolo. Erano giochi, ma giochi per procurarsi qualcosa di diverso da mangiare, specialmente la carne, che ne mangiavano pochissima. Pieghi un ramo di nocciolo e quando un uccello si appoggia, zac, resta prigioniero. Quanti ne hai catturati? Nessuno ancora. E tu? Nessuno, perché sono arrivato adesso. Sono andato a rane. I ragazzi andavano anche nei fossati a prendere rane. Usavano la guatte, una specie di cesto. Apro piano il coperchio, se no saltano fuori tutte. Cra cra. Salto fuori di qua. Cra cra. Che scemi. E poi la mamma le faceva fritte, che buone. Ma Giacomo era specializzato anche nella caccia alle talpe. Le pellicce venivano vendute per guadagnare qualche soldino. Ecco fatto il buco. Metto dentro il tramai la trappola che mi ha fatto il nonno. Torniamo domani per vedere se la talpa è rimasta dentro. La prossima settimana passa il pellicciaio. Speriamo di prenderne un po' che per venderle. Le bambine invece facevano cose molto diverse. Prima di tutto dovevano imparare tutti i mestieri delle donne. Tieni bene il lenzuolo che non si sporchi. Ma pesa, mamma. Le bambine davano da mangiare alle bestie del cortile. Pio pio pio, venite a mangiare. Pio pio pio. E le ragazze portavano anche a pascolare le pecore, chi le aveva, ma soprattutto le oche. Che bravo, con il ramo di sambuco. Suona ancora. Una volta si trascorreva tanto tempo nella cucina. Le bambine soprattutto dovevano imparare dalle donne di casa a fare la polenta, il cibo fondamentale per ogni famiglia, magari in piedi sulla sedia quando erano troppo piccole. Va bene così, mamma? Sì, sei proprio brava, ma devi mescolare sempre da una parte, se no fai grumi. Ma mi scottano le braccia. Mescola ancora un po' e poi faccio io. Poi imparavano a fare le tagliatelle per i giorni della festa. Sembrano braccialetti. Attenta a non far cadere la pasta per terra. Sì, sto attenta.
Un lavoro che toccava fare alle ragazze, che di solito non piaceva a nessuna, era battere con la pigna, la zangola di legno, per fare il burro. Ma il burro non è ancora fatto? Su, vai avanti. Quando è fatto senti un suono come un tunf tunf perché la panna non è più liquida. Oh, che fatica, quando bisognava far su la lana. Mi farai una sciarpa lunga? Se mi avanza un gomitolo dal maglione di papà, te la posso fare, sì. Dovevano anche andare a prendere l'acqua al pozzo, oppure alla fontana. Questo era proprio un lavoro svolto da bambine, ragazze e donne. Poi accompagnavano le madri e le nonne a fare acquisti. Sono 3/4 di chilo di sardelle, lascio? Sì, che fritte le mangiano anche i bambini. Zei zeut, con le denti gnoghi atun, che si indurmidis la ghialine. Vi pago la prossima settimana quando vendo le galline. Va bene, Liduina, ci vediamo venerdì prossimo. State bene? Alle sorelle maggiori toccava badare ai fratelli più piccoli. Su, andiamo a casa. Non restava molto tempo per giocare. Le più fortunate avevano una bambolina fatta di stracci. Nessuno aveva giocattoli, allora bastavano un uccellino in gabbia. Posso darti questa foglia di insalata? Mettila tra le sbarre e vedi come arriva. E dopo canta? Su, allodola, canta per noi. Ma canta veramente? Oppure si giocava con il gatto o il cagnolino di casa. Vedi che sono amici? Li ho addestrati. Addestrati? Cos'è? Il circo? Guarda se non è vero. Ci si accontentava di quello che si aveva, anche se tante volte non si avevano neanche le scarpe. E quel vaso da notte, chi l'ha lasciato lì per terra? Ma d'estate era meglio star fuori, anche se si doveva falciare, rastrellare, caricare il fieno. Ma poi si poteva mangiare formaggio, frittata e polenta e bere un goccio di vino. Un po' di merlot, papà? Metti, senza paura. E quello dell'anno scorso è quasi finito. Lasciate un goccio anche a me, eh? E quando il carro era carico si tornava a casa. Bravo, sei stato proprio bravo. Un po' di biada e poi ti lascio riposare. Io metto sull'acqua a bollire. Vengo subito ad aiutarti. Una volta è arrivato un vento forte e il nonno gridava. Andiamo, presto! Via, vai! Il vento soffiava forte e faceva volare via il fieno, ma per fortuna siamo riusciti a tornare a casa in tempo. Il fieno era salvo. Una volta i bambini, i ragazzi, lavoravano tanto. Gli adulti erano molto severi, ma tenevano i figli come anatroccoli. Ogni giornata aveva le sue cose da fare, come tirare su le zucche. Ci fai i gnocchi, mamma? Domenica faccio gnocchi di zucca. Invece questa? È per le bestie, vero? Sì, per il loro giuf. Fai svelto che il sole comincia a picchiare. Si tornava a casa, si mangiava e poi, nei caldi pomeriggi estivi, i bambini venivano mandati a riposare e la mamma di Giacomo poteva sedersi in cortile a chiacchierare con le donne del borgo. Hai sentito di Anide? Che cosa? Che ha trovato un fidanzato? Trovarlo se lo trova. Bisogna vedere se la sposa. Meglio che aspetti e scelga bene, non come ho fatto io. Beh, almeno lui lavora qui e non la lascerebbe sola come me. Il papà di Giacomo era andato a lavorare in Germania. Era via da 3 anni. E siccome non c'era il telefono, allora ogni tanto arrivava una lettera che Giacomo leggeva. Cara moglie, dopo tanto tempo ti scrivo
per raccontarti la vita che faccio qui. Lavoro 10-12 ore al giorno in questa grande fattoria. Speravo tanto di mandarvi i soldi per farvi venire qui, ma il costo del biglietto è aumentato. Spero di mandarvelo presto. Penso sempre a voi, alla nostra casa, al paese, al Friuli. Un bacio al mio bambino e ai miei. Mandy. Giacomo leggeva e rileggeva così tante volte la lettera che la sapeva a memoria. Per fortuna che una volta c'erano i nonni, le zie, i vicini e c'era sempre qualcosa da fare. D'estate c'era davvero tanto lavoro da fare. Ecco, tira su le spighe che sono cadute. Stammi dietro. Porto io, guarda che porto io. Ma no, che fai cadere tutto. E tutti facevano qualcosa, anche i più piccoli. Brava quella piccola che pulisce i piatti. Ho quasi finito. E quando il grano era raccolto, tornavano a casa. Ma il giorno dopo le ragazze delle famiglie più povere erano mandate a spigolare, cioè a raccogliere le spighe cadute, rimaste qui e là nei campi degli altri. Giacomo è un giovane, quasi un uomo, ma perché la sua storia possa continuare, prima c'è la formula da canticchiare. Ora le ciampe per aule sante. Orecchia sinistra, parola santa. Ripetetela con me. Ora le ciampe per aule sante. Ecco, ora la storia può continuare. Trascorsa l'estate arriva l'autunno. Settembre, buoni fichi. Settember, buons figs. Ottobre, uva e mosto. Oktober, ue most. Novembre, vino nuovo. November, vin nieuw. Dicembre, vicino al fuoco. Dicember, donde il fug. Il tempo con le sue stagioni passava e intanto Giacomo cresceva, da bambino a ragazzo e poi giovane, ma lavorava sempre. Si raccoglievano le patate. Le patate ci hanno salvato dalla fame. 2 uomini di Fagagna avevano fatto un viaggio in Germania e hanno portato le patate in Friuli. E va là, dalla Germania. Sì, dalla Germania. Kartoffel, patacis, patate po'. Un lavoro che a Giacomo proprio non piaceva, ma a chi poteva piacere era concimare, cioè spargere il letame nei campi. Che puzza, che schifo. Il letame puzza, ma la polenta puzza nel piatto? Per avere la polenta nel piatto bisogna concimare la terra. Sì, la polenta è buona, ma questo letame puzza. Dai che abbiamo quasi finito e poi ci mangiamo pane e salame. Al profumo di letame. La sera c'era la polenta, come sempre. Polenta sola o polenta con qualcosa vicino. Taglio le fette con lo spago, così si raffredda. Stasera con la polenta mangiamo un pezzetto di salame e 2 foglie di verdura. Dopo cena, vicino al fuoco, i bambini cercavano di fare i compiti, ma in quel bel caldo, a un certo punto, si addormentavano sempre. Se domani a scuola la maestra mi chiede il quaderno, cosa le dico? Quando tornavano da scuola, i bambini andavano a catturare i passeri. Hai ripulito bene dalla neve? Sì che ho pulito bene. Altrimenti i passeri non vedono le briciole. Ecco, metto il legnetto. Tieni ancora filo, così possiamo nasconderci dietro il muro e non ci vedono. Bastava mettere qualche briciole. Quando arrivava il passero, zac, si tirava la corda e quello era preso. Era un gioco, ma dopo a casa le mamme li cucinavano per cena, uccelletti al sugo. Si mangiava poche volte carne, per questo era grande festa quando si uccideva il maiale. Ma dov'eri? Ero in stalla. Non voglio sentire piangere il maiale.
Bon, lascialo stare che è ancora piccolo. Vai in cucina che la nonna ha fatto le salsicce. Guarda il gatto! Adesso salta e prende... Non prende niente, altrimenti quest'anno faccio salsicce di gatto. Buono era anche il pane bianco che la nonna faceva quando si macellava il maiale o in occasione di una festa. Impasta bene che si devono vedere le bolle di pasta che scoppiano. Boom! Scoppiano così? Su, dai bambini, che dobbiamo finire di impastare per portare le pagnotte a cucinare dal fornaio. Vieni che laviamo e tagliamo la verza. Ecco, brave. Il grano turco veniva seminato ad aprile, ma le pannocchie erano pronte ad ottobre. Prendi il cesto, guarda che pesa. Ma va là che non pesa niente. Ha parlato Ercolino. E per le pannocchie ci si trovava la sera, vicino al fuoco, a scartocciarle. Che allegria dopo cena! C'è allegria dopo cene. Tutti insieme a scartocciare, Tutti insieme a scartossà. raccontare storie, Conta stories. ridere tanto, morosare. Fare i dadis. Morosà. Che bella camicetta che hai, Tina. Grazie Giacomo. Per 2 mesi ci si trovava a scartocciare pannocchie. Così Giacomo ha cominciato a parlare con Tina, ma c'era sempre troppa gente. Finalmente un giorno l'ha incontrata da sola. Mandi, Tina. Tina non ha risposto, è diventata tutta rossa. Allora Giacomo ha capito che gli voleva bene. E anche quando lavorava lei pensava a Giacomo. Tina, ma ti sei addormentata? Cos'hai per la testa? Ma lasciala stare, su. Le disse sua madre, che sapeva, perché un giorno al fiume ha incontrato Odilia, che sa sempre tutto di tutti. Comare. Allora la vostra Tina ha trovato un pretendente? Ma cosa dite, Odilia? Ma sì, non vi siete ancora accorta di come si guardano lei e Giacomo? È un bravo ragazzo. Sarei contenta di averlo come genero. Era giunto il tempo delle vendemmie. Passami il secchio vuoto. Sì, nonno. Tina, vieni qui. Io ti bacio lo stesso. E lei l'aveva baciato, in mezzo all'uva l'aveva baciato. Giacomo si sarebbe ricordato quella vendemmia per tutta la vita. Ti verrà mal di pancia? Tina e Giacomo. Sì, è un bravo ragazzo, ma è povero, povero come noi. Ma l'amor non si comanda. Così Giacomo e Tina si sono fidanzati. Ce la fai a tenere il cesto, Colomba? Ma sì, non sono mica di vetro. Finalmente potevano incontrarsi alla luce del sole. Voglio bene a Giacomo, ma tutta la mia vita cambierà. Alle volte Tina era pensierosa. Al fiume si incontrano le 2 madri, future suocere. Si sposeranno presto, ma non hanno neanche un soldo. Beh, come noi quando ci siamo sposate. Sì, è vero. Se vuoi, possiamo sposarsi il prossimo maggio. Appena è pronto il mio corredo. Io vi preparo l'imbottita per l'inverno. Siete fortunati voi 2. Su, su, non piangere. Giacomo è così bello e buono. Magari avrò anch'io dei bambini da cullare. Tina doveva prepararsi per le nozze. Prima cosa, farsi un bel bagno caldo. Speriamo che il vestito sia pronto. Almeno per un giorno sarò vestita di festa. Poi c'era da preparare il pranzo. Allora si comprava pollame per fare l'arrosto. Sì, questa gallinella. Se comprate anche 2 tacchini, vi faccio lo sconto.
Va bene che si sposa mia figlia. Su, che ci si sposa una volta sola. Si preparava la pasta in casa. Si lavano le lenzuola e tutta la biancheria del corredo della sposa. Fermo, Baio! Il giovedì prima delle nozze, la futura sposa faceva portare la sua dote nella casa dello sposo. Forza, carichiamo il letto e le lenzuola. Prendi il cuscino e vedi di non farlo cadere. Sì, mamma, sto attenta. Su, sbrigatevi, il cavallo è nervoso. E un po' di pazienza, no? Prima dobbiamo caricare tutto. Non dimenticare questa cesta. La sorella della sposa le portava il jedi così, il cesto del cucito, e poi andava a casa degli sposi a preparare il letto. Il giorno delle nozze era arrivato. Dopo la messa tutti erano invitati al pranzo e poi si ballava e si faceva festa. Giacomo e Tina si preparano con i parenti per il viaggio di nozze, cioè per una passeggiata, anche se lunga, fino al santuario di Castelmonte. Ma appena gli sposi tornavano a casa si mettevano subito al lavoro. Andiamo, Rossa, su! Stai attento alle pecore che non vadano sotto il carro. Tina aveva tante cose da fare in casa e fuori. Appena ho raccolto tutte le rape e le zucche, devo andare a preparare il pranzo. È pronto, venite a mangiare. Adesso tocca a lei fare la polenta per tutti. Arrivo subito, porto la Rossa in stalla. Tina doveva tenere in ordine la casa, tenere in ordine il granaio, star dietro all'orto, lavorare in campagna, portare da mangiare agli uomini, fare il bucato al fiume e tra un mercato e l'altro, tra una stagione e l'altra, il tempo passa, corre, anzi scorre come l'acqua sotto i ponti, mentre la vita della famiglia di Giacomo cresce. È come un grande albero, con radici profonde, che neanche il gelo ghiaccia, anche se ci sono dei giorni difficili. Non sono andato all'estero per restare vicino a Tina. Che fatica, ma sono contento. È primavera e come l'albero mette le prime gemme, come sono felice! Avremmo un bambino. Vendo i 2 vitelli della Rossa, così avremo qualche soldo in più. Per ogni bambinetto Dio manda un panetto. E l'estate porta tutta la sua ricchezza. Bello giocare, eh? Qualche anno fa eravamo noi a pescare lì sotto. Eh sì, è vero. Il tempo passa. Autunno. Come nella vita dei genitori di Giacomo. Ora sono vecchi. Mio padre, dopo che è tornato dalla Germania, è proprio debole. E anche mia madre comincia ad essere un po' stanca. Ci vede anche di meno. Su, prendete ancora un po' di salame. Mangia tu, Tina, che devi mangiare per 2. Allora Giacomo e Tina hanno accolto in casa il nonno e la nonna. Intanto ritorna la neve e l'inverno. La domenica i bambini prima andavano tutti in chiesa e all'uscita cominciavano le battaglie a palle di neve.
La neve, c'è la neve! Aia, nascondiamoci lì dietro. Ecco Betta, le prendo la beretta. Passamela. Ma la festa che i bambini aspettavano di più era quella di Natale. Che cosa ti porta Gesù bambino? Non lo so. Basta mettere le scarpe sulla finestra. Quando nasce il nostro Signore, nasce una stella di grande splendore. Una stella di grande splendore. Dopo Natale c'era l'Epifania. Epifania. Sì, fino all'Epifania si raccoglievano tanti staipes, brusties, rami secchi e si faceva un gran falò che si incendiava 2 ore prima del buio. Guarda, guarda come brucia il mio bastone. Il mio fuoco è più grande. State attenti, che prendete fuoco anche voi. Si divertivano assieme, come quando andavano in osteria. Brava, metti lì quel quartino di rosso. La sapete la storia della Corodele di San Pietro? Ma sì, l'hai già raccontata 100 volte. Così la imparate bene. E una sera d'inverno, tornando dal bosco, Giacomo pensa: Io sono nato una sera di neve come questa. Mio papà era in Germania, io invece sono qui, sono fortunato. Finisco di filare questa lana. Oh, santo cielo, cosa sento? Presto, comare, accompagnatemi su in camera. Presto, Tina. Adesso metto sull'acqua calda e prendo i panni. Sta per nascere il tuo piccolo. Devo tornare a casa. Arrivato a casa vede che c'è una grande agitazione. Vai da Tina, Giacomo. È nato Giovanni? Dice la vicina, che ha preparato per loro la polenta. Bello, piccinino, bello della mamma. E del papà. Giovannino crescerà, diventerà un ragazzo e poi un uomo e imparerà un mestiere. Incontrerà una ragazza, si sposeranno e avranno dei figli. Il tempo con le sue stagioni passerà. La vita con le sue stagioni passerà. Stagioni e vita scorreranno, come acqua sotto il ponte. Così Giacomo e Tina diventeranno nonni. Avranno tante storie e una lunga vita da raccontare. Se guardo indietro, ciò che vedo è d'oro. Impara a guardare indietro. Ricordati dei tuoi genitori, dei nonni, dei bisnonni. Perché là sono le tue radici, là sta il tuo tesoro d'oro.